destination unknown, known, 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 known. Often I am asked, what does a hero truly need? Much depends upon the hero. Would you be swift? Then for you I have speed beyond measure. Would you be strong? Then I can grant you the might to overpower any foe. Would you be wise? Then come closer and I will unlock your inner cunning. What does a hero truly need? That is for you to decide. Ciao a tutti pedaloli e ben ritrovati con un nuovo video di Dota 2. Quest'oggi vedrete un gameplay del Bloodseeker. È un personaggio che a me piace veramente tanto giocarlo. Viene considerato è molto forte come personaggio, l'unica cosa è che non può essere utilizzato a livelli alti nei tornei nelle CV per il semplice fatto che basta un minimo focusarlo e avendo poca vita, come tutti gli eroi dell'agilità che vanno su di armatura e rimangono con poca vita, perché comunque in genere vi fate oggetti che tirano sull'agilità che come ben sapete aumenta l'armatura e non la forza che aumenta la vita. Per cui basterà qualsiasi skill magica, eccetera, che comunque non consideri l'armatura per fare un'enorme quantità di danno. E basta anche un attimo focusarlo perché non ha abilità da escape, quindi blink e quant'altro. Per cui è un personaggio che è molto forte, però non può essere utilizzato come, diciamo, carry di punta. Ha bisogno di un altro hard carry o comunque un altro personaggio che deve un po', diciamo, farsi prendere di mira prima di lui per poter poi utilizzare la sua prima abilità che è la potenza di smisura e quindi fa un'enorme quantità di danno. Come build io ne ho utilizzate diverse. Prima lo utilizzavo innanzitutto come posizionamento, io lo gioco di solito mid e lo gioco in partite dove contro ho personaggi che campano di skill e quindi possono arrassare e dare molto fastidio tramite le proprie skill, perché lui ha la Q, che è la prima abilità, col quale può silenziare l'avversario e fare 10 danni al secondo per tot tempo, cosa molto fastidiosa nelle prime fasi delle lane, in modo tale da fare già del danno e da non farsi disturbare il proprio farming e quindi può farmare tranquillamente. È anche molto buono contro quei personaggi che arrassano, perché ha un'abilità passiva che gli permette di prendere vita quando uccide un'unità sia avversaria che propria, nel senso quando neghi un creep o comunque fai un last hit, lui ne prende una porzione di vita, cosa che è molto utile, e quando uccidi un nemico ti dà parecchia vita, come vedrete poi nel gameplay. Altra abilità sua molto importante, per il quale lo utilizzo di solito, è il fatto che quando un avversario scende sotto tot vita a seconda del livello di potenziamento dell'altra sua passiva, lui lo riesce a vedere in qualunque parte della mappa esso si trovi, e gli dà vera visione, ovvero quando ci sono personaggi come Bounty Hunter, come i Ricchi o come anche la Templar Assassin, che come sapete ha una skill che diventa invisibile e la utilizzano più delle volte per cercare di non farsi prendere, anche se è un po' stupido, che non va fatta così, ma nelle pubbliche troverete molti che faranno così, lui comunque li rivela se hanno meno della soglia di vita che gli serve per quell'abilità passiva. Per cui io lo utilizzo anche in quei frangenti lì, molto utile, anche quando ci sono personaggi che usano il pugnale, come si chiama? Quello che diventano invisibili, il Lothar, come era nel Dota 1, e il pugnale dell'ombra, mi sembra. E anche in quel caso lì è molto utile, ti fa davvero visione se cercano di scappare con poca vita, come anche l'Invoker contro in genere.
E poi, vabbè sì, vediamo un attimo le build che utilizzo di solito. Io l'ho utilizzato molto per molto tempo, l'ho utilizzato facendomi, diciamo, i stivali della potenza, o il Mjolnir che gli dà abilità, gli dà molto frequenza d'attacco, ce lo potenziavo molto nella velocità d'attacco, non molto sul danno, nel senso, cioè, per il semplice motivo che lui con la sua prima abilità si potenzia parecchio già di suo di danno, e quindi deve dare più colpi possibili. E poi ti aiutava a fare la giungla, perché hai una probabilità di fare delle catene di fulmini che fanno dei danni, quindi con la sua frequenza di attacco, pum 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 pum, hai molte più possibilità anche in teamfight di fare queste catene di fulmini ed è molto utile. E poi successivamente andavo di critico, quindi facevo la Crystalis e poi il Dedalo. E ovviamente facevo anche il BKB per proteggermi il bastone del Re Nero, per proteggermi dalle skill avversarie. In questa partita qua io ho fatto una build diversa, l'ho provata per la prima volta perché l'ho visto fare e mi è sembrato molto utile. Col fatto che lui attacca molto velocemente, però io ho aumentato molto il danno facendomi oggetti che, uno, aumentassero sia il danno che la velocità di movimento, come i stivali della fase, come la Yasha e come la Butterfly, che secondo me è un item molto utile su carry come questo, insieme come a Ricky anche del resto, perché ti dà elusività, quindi questo era un team che avevano molto attack speed con il Beastmaster, avevano un Magnus che si è ruppato sulla velocità di attacco, avevano, poi cos'è che avevano che non mi ricordo, comunque facevano, l'Undying che si pompa molto con l'ultimate e va di attacco corpo a corpo principalmente, togliendo vita, quello è molto dannoso per me, infatti me l'hanno piccato dopo, e per cui comunque mi sono fatto la Butterfly per avere elusività, per avere armatura, quindi danno anche perché mi aumentava di molto l'agilità. Ed è stato molto efficace perché faceva un gran danno. La cosa che ho sbagliato è andare ho fatto il bastone del Re Nero, cosa che qui non serviva un cazzo, per il semplice fatto che tutti gli stun del Magnus, cioè la ultimate del Magnus e la ultimate del Beastmaster passano sopra il BKB e quindi mi tengono comunque fermo e non faccio un cazzo comunque, quindi tanto valeva andare subito, continuare ad andare di danno. E basta, quindi noi avevamo un team contro molto forte a livello di teamfight, avevano il pack, io l'avevo preso appunto perché andavo in mid, quindi sapevo che il pack sarebbe andato in mid e quindi l'avrei sdrenato, come vedrete, perché secondo me è un buon counter per il pack, per lo Storm Spirit, eccetera. Avevano il Magnus, il Beastmaster, avevano il Rubik, che non so perché l'avevano piccato, ma così, a parte l'ultimate del Sun King non avevamo chissà quante ultime. Il game è stato un po' incerto perché avevamo l'Alchemist che non era un granché nel farming, eccetera, quindi abbiamo fatto tutta la prima fase del game in tre con un ottimo invoker e un Dazzle che ci ha aiutato parecchio con le cure, l'invisibilità e la ultimate. Però è inutile andare avanti a chiacchierare, andiamo a vedere il gameplay, però prima vi ricordo comunque di vedere anche gli altri video di Dota 2 che ho fatto, che non so se l'avete visto, tipo quello del Timbers o quello del Juggernaut, e i tutorial per se avete cominciato appena a giocare. Adesso vi metterò tutti i link e quant'altro, e quindi vedeteveli. Niente, vi auguro una buona visione e commentate, votate, commentate come sempre, datemi consigli, oppure se volete dei tutorial di personaggi, se siete di quelli che uso, ovviamente, o quelli che comunque vedete il video, scrivetemelo sotto nei commenti che poi cercherò di fare il meglio che posso nella mia esperienza, insomma. Per cui buona visione.
Dominating. Nothing. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Mega kill. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Killing spree. Triple kill. Radiant's bottom tower is under attack. Dominating. Ultra kill.
tower is under attack. Killing spree. Triple kill. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Fallen to the dire. Radiant's top tower is under attack. Double kill. Killing spree. Very nice. Dire's bottom tower is under attack. Very nice. Excommunicated. Blood calls to blood. Killing spree. Radiant's middle tower is under attack. Dominating. Double kill. Mega kill. Triple kill. Radiant's middle tower is under attack. Dominating. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower is under Unstoppable. attack. Very nice. Radiant's bottom barracks are under attack. Radiant's bottom barracks have fallen. Radiant's bottom barracks have fallen.
under attack. Radiant's agent is under attack.